al via Corri anche tu per accendere il blu, un'iniziativa che vede l'epilogo di una settimana di intense attività per discutere di un tema importantissimo che è quello dell'autismo, anche per far fronte a un'ottemperanza dell'ONU del 2017. Sensibilizzare per l'autismo è un dovere innanzitutto verso le istituzioni e verso la popolazione. Oggi qui abbiamo voluto riunire i ragazzi delle scuole, di diverse scuole superiori, per sensibilizzarli verso l'autismo, ma anche verso i temi della salute, che sono quelli del movimento e anche dell'ambiente, perché oggi, oltre a visitare, a passeggiare per il sito della cittadella sanitaria, che prima era il manicomio, loro visiteranno una parte dell'ex manicomio, che è l'orto botanico, che la provincia regionale di Agrigento ci ha messo graziosamente a disposizione. Quindi la bellezza, per sensibilizzare verso chi questa bellezza non sempre la può apprezzare. Una serie di iniziative, oggi la passeggiata blu. Oggi si concludono una serie di iniziative cominciate martedì 2 aprile, giornata mondiale per la sensibilizzazione sull'autismo, ci ha visti impegnati in un incontro, poi in una marcia pomeridiana, e adesso oggi siamo qua, siamo molto felici della risposta della cittadinanza, siamo circondati da studenti degli istituti superiori di Agrigento che hanno aderito alle iniziative, dalle associazioni dei maratoneti che hanno mostrato la loro solidarietà a questa causa, nonché ovviamente dai dirigenti e dai dottori dell'Aspide Agrigento, dagli insegnanti. Quindi cosa dire? Soltanto l'auspicio, ecco, che questa settimana possa avere svegliato le coscienze. Io da mamma di un ragazzino autistico, ecco, quello che mi auguro è che domani si possa ancora parlare di autismo. Sappiamo che ci sarà una revisione delle linee guida, che l'onorevole La Roccaruvolo ci ha chiamato anche le associazioni a discutere questo nuovo piano di programmazione per l'autismo, e quindi siamo speranzosi, ecco, che ci possano essere strutture e servizi sempre migliori e più adeguati alle famiglie che vivono l'autismo. Anche Giorgio Patti, nella sua qualità di sociologo, ha dato il suo input attivo e fattivo affinché la settimana potesse andare a buon fine con l'epilogo di oggi. Sì, abbiamo sposato con grande entusiasmo questa iniziativa per l'autismo, abbiamo aperto le nostre porte, era uno slogan tanti anni fa, porte aperte all'Arenò. Noi abbiamo aperto le porte dell'ex ospedale psichiatrico perché dobbiamo condividere e socializzare questo grande problema per molte famiglie, quindi vada bene la sensibilizzazione anche con una bella marcia come oggi, una bella giornata. E che sia sempre la giornata dell'autismo, facciamo questo appello sintetico a tutti. Sì, ovviamente, noi speriamo che non si esaurisca tutto in questa settimana, che sia 2 aprile e che sia settimana blu e 365 giorni l'anno. L'altro giorno vedevo che c'era uno slogan americano che proprio diceva accendi il blu per tutto l'anno, ecco, questo è il nostro augurio. Avete deciso di partecipare a questa iniziativa anche oggi? Sì, abbiamo deciso di partecipare a questa iniziativa per sensibilizzare comunque la comunità a questo problema che giustamente riguarda tante famiglie, quindi è una sorta di solidarietà nei confronti di queste famiglie.